poi... Ok. Ventuno. Qua c'è una... Buonasera a tutti, buonasera Damiano. Direi di attendere, sono le 18:03, attendiamo qualche minuto ancora. Sì. Vedo che man mano si stanno collegando le persone. Aspettiamo Poi, almeno 10 minuti. cosa dici? Sì. Facciamo a Marina l'introduzione fra qualche minuto, così poi arriviamo per le 10 e partiamo per le 10. Bene, No, sì, perché... come volete voi. Io poi mi taro in base ai tempi. Non facciamo passare troppo tempo perché, come dire, siamo tutti cotti. È giusto concludere nell'ora stabilita, ecco. Sì, no, decisamente. Ma per evitare di accorciare i discorsi, perché poi non ci stiamo coi tempi, quindi va bene. Visto che siamo a 20. Gli iscritti sono 46. Quindi, allora manca mezzo. Però sappiamo che poi c'è una parte... Sì, è normale. Abbiamo visto anche noi che c'è una grossa... Soprattutto quando si tratta di webinar è molto facile avere un po' di calo. Sì, esatto. E poi è d'estate, secondo me. Però insomma, penso che sì, aspettiamo veramente. Marina, direi sono le 18:05, fra 2 minuti tu inizi e così arriviamo giusti a partire. Poi gli altri si aggiungeranno. Ecco, vi chiedo magari se entra... Beh no, allora io sono relatore, quindi no, può essere che entri Caterina, che può essere messa membro. Io appunto, ripeto, andando in condivisione non vedo, ma comunque rimane tra il pubblico. Vi sentiamo un po' distante. Sì, allora così mi sentite meglio? Ottimo. Ok, avevo il microfono basso. Andiamo che c'è che c'è. Nel frattempo sono arrivate altre 2 persone, ho visto. Grazie Paola, che già ci conosce, ci fa piacere. Andiamo.
Direi che possiamo andare? Sì, Vado. Buonasera a tutti, sono Marina Zambò, porto saluti dell'amministrazione comunale di Conegliano e dei comuni partner del progetto Digitiamo. Vi ringrazio per la vostra partecipazione. Siamo qui questa sera per un altro dei nostri eventi organizzati in collaborazione con T2I di Treviso. Il nostro relatore questa sera sarà la dottoressa Alberta Bazzotti, specialista della formazione presso T2I, che tratterà per noi il tema i social media all'oggi, Facebook, LinkedIn e nuovi social emergenti. Cercheremo questa sera di affrontare temi molto importanti, molto interessanti, che interessano sia il pubblico giovanile che il meno giovane. Abbiamo strutturato questa serata in 2 incontri, uno questa sera e l'altro la prossima settimana, sempre giovedì, allo stesso orario. Direi che possiamo anche cominciare, nel frattempo che arrivano altri relatori, per non perdere minuti preziosi di questo argomento. Passo allora la parola alla dottoressa Alberta Bazzotti per iniziare il nostro evento. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi, con queste serate calde, quindi ci faremo compagnia. Allora, io mi presento velocemente, nasco come un web project manager quando ancora l'internet era visto come una cosa dedicata a pochi, e poi col tempo web project manager, quindi la progettazione dei siti web, l'architettura dei siti web, e poi con l'avvento, diciamo, nei social 15 anni fa mi sono un po' specializzata in quello che è la gestione di tutti i profili social dell'azienda, ovviamente senza non perdere di vista anche il sito. Condivido subito le mie slide. Poi ovviamente se ci sono domande interrompetemi pure, nel senso che sono ben disponibile a... Ecco. Allora, i social media cosa sono? Scusate, ok. Allora, i social media sono delle piattaforme web in cui gli utenti possono interagire tra di loro, pubblicare dei contenuti multimediali, conoscere delle nuove persone o delle nuove tendenze e, cosa molto importante, che ogni social ha un suo target e una sua caratteristica. Perché mi soffermo su questa cosa? Perché i social media hanno cambiato il web. Facebook è nato nel 2004 in America. Prima che ci fosse, con i social media si è cominciato a parlare di web 2.0, ormai siamo al 4.0, ma hanno portato una differenza sostanziale nel nostro modo di concepire internet e web. Prima dei social noi fruivamo internet, c'era, diciamo, una comunicazione univoca, cioè praticamente noi leggevamo e recepivamo i contenuti che il web ci proponeva. Non c'era un'interazione. Con i social media anche noi abbiamo cominciato a pubblicare contenuti, quindi a conoscere nuove persone, ad interagire. Quindi è diventato un web più 2.0, nel senso che le persone hanno cominciato a diventare protagonisti di quello che loro stesso pubblicavano. Forse sì, Facebook è quello più conosciuto, però poi, come vi dicevo, ogni social ha una sua caratteristica, un suo target che poi andremo a vedere. Vi do qualche numero per comprendere l'importanza, nel senso che molto spesso sento dire da persone di tutte le età, indifferentemente, per me i social media non mi riguardano, sono una cosa con cui io non ci voglio avere a che fare. Per carità, è vero, ma stanno sempre più entrando a far parte della nostra vita. Ormai noi abbiamo una vita reale e una vita virtuale, non sono da considerare il male, nel senso che comunque sono degli strumenti molto utili e probabilmente in lockdown ci hanno anche fatto molta compagnia, però bisogna conoscere, bisogna capire che strumenti ci offrono, perché essendo strumenti molto potenti,
rischiano di essere anche pericolosi, bisogna saperli usare bene. Vi do qualche numero per capire l'importanza che hanno, anche in termini di voler fare delle promozioni per le proprie associazioni, per le proprie scuole, visto che Marina e Serena mi dicevano che tra di voi ci sono anche appunto studenti o persone appartenenti ad associazioni, e quindi lo possiamo considerare un mezzo importante per le nostre attività. L'83% della popolazione italiana, quindi oltre 50 milioni di persone, è connessa a internet. 41 milioni sono quelle presenti ed attive nei canali social. Praticamente stiamo parlando del 67,9% della popolazione, con un più 6% rispetto al 2019. Questo più 6% rispetto al 2019 è dovuto probabilmente anche alla pandemia, al lockdown che ci ha portato a stare chiusi in casa, ad avere meno contatti fisici e quindi ad attivarsi. L'unico contatto che avevamo verso l'esterno era appunto internet, il computer e i social. Il 98% degli utenti social si connette da dispositivi mobile. Questo è un dato che porto alla vostra attenzione, molto importante, per capire anche come far fruire i vostri contenuti. Lo vedo soprattutto in un'ottica di campagne pubblicitarie, campagne promozionali per le vostre attività, perché quando si pubblica qualcosa, la fruizione da mobile, ci sono delle app che vi fanno vedere delle interfacce che sono diverse da quello che voi potete vedere da un computer, da uno schermo. E quindi è importante, quando si pubblicano dei contenuti, c'è comunque un'anteprima, vedere come queste cose vengono viste, perché se non c'è una buona relazione tra una foto e un contenuto testuale, si rischia di non ottenere l'effetto sperato in termini di ritorno, di contatti, di promozioni. I social più forti in questo momento, quindi sono dati aggiornati a gennaio 2021, quindi si basano su dati del 2020, sono YouTube, WhatsApp, che è considerato comunque un social di proprietà di Facebook, seguiti da Instagram e Messenger. Entra in classifica, e avete visto, soprattutto secondo me chi ha figli adolescenti, che TikTok sta diventando è un social emergente che sta diventando molto forte. L'ultimo dato che vi voglio evidenziare è come in Italia nel 2020 abbiamo speso il 24% in più di spesa online rispetto al 2019. Questo è dovuto alla pandemia, che ci ha portato a fare degli acquisti online, anche molte aziende che erano scettiche sull'e-commerce e che soprattutto ci hanno rimesso quelli che non erano già preparati, perché in corsa a preparare un e-commerce non è una cosa banale. Quindi ha portato, ovviamente, essendo tutti chiusi, soprattutto nel primo lockdown, che era un lockdown molto duro, ci ha portato a comprare quello che ci interessava online. Queste abitudini sono rimaste, nel senso che poi comunque, una volta abituati all'e-commerce, alcune attività alcuni comportamenti sono rimasti nell'acquisto. Questo è un quadro appunto, come vi dicevo, preso dal report Digital 2021, che fa vedere quali sono i social più forti. Vi faccio capire questo anche per poter ragionare in un'ottica aziendale, in un'ottica di promozione, su quali potrebbero essere i social che per voi sono più congeniali per le vostre attività. Ok, quindi come vi dicevo, i principali social in Italia su cui investire per sviluppare la propria attività, secondo il nostro punto di vista di T2I, su quelli che noi anche abbiamo sviluppato, sono Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube e TikTok. Li vedremo tutti. Questa sera vedremo in particolare Facebook, YouTube, e faremo una cenna TikTok. Ho voluto questa sera, se ce la facciamo ovviamente, se no in base anche vediamo come siamo coi tempi, ho voluto mettere a confronto, oltre a Facebook, che è
i social per eccellenza, mettere a confronto anche YouTube e TikTok, perché entrambi parlano di video, ma per farvi un po' capire la differenza tra i due. Prima però di vedere quindi passiamo a Facebook. Prima di vedere i profili aziendali vorrei farvi degli accenni su come utilizzare i profili personali in un'ottica di far vedere o comunque condividere i contenuti con le persone con cui voi volete, nel senso di comunque avere un controllo sui contenuti che condividerete. Partiamo da Facebook. Allora, Facebook, sfattiamo un mito. Facebook non è la piattaforma dei giovani. Le analisi ci dicono che il 65% degli adulti tra i 50 e i 64 anni usa Facebook, il 54% sono donne e il 46% sono uomini. Solo il 51% degli utenti adolescenti utilizza Facebook. Quindi questo è il mio profilo, uno screenshot del mio profilo personale, in cui io posso condividere post. Post sono quindi dei testi in cui racconto quello che faccio, a cui posso poi associarci dei video e delle foto. Prima però di pubblicare, io vi invito a porre l'attenzione sulla gestione dei vostri amici, che sono quelle persone a cui voi date il collegamento su Facebook. Perché lo dico? Perché è sempre meglio ponderare bene a chi si vogliono far vedere le informazioni, e per far questo bisogna gestire appunto quelli che sono gli amici. In questo momento vedete io ho 286 amici, però non sono tutti amici. Come vedete, scusate, se io vado dentro, questo è il profilo di un mio amico, in questo momento è un mio amico generico, ma io posso scegliere che livello di amicizia dargli. Quindi può essere un mio amico preferito, quindi preferiti, quindi si possono seguire fino a 30 profili tra amici e pagine, e i post dei preferiti saranno mostrati per primi nella sezione notizie. Allora, dando a Facebook l'indicazione di quali sono i miei preferiti, io mando dei messaggi all'algoritmo di Facebook in cui gli comunico quali sono i miei interessi. In base ai miei interessi poi Facebook mi farà vedere, nel caso in cui io scelga tra i preferiti delle pagine, mi farà vedere delle pagine simili. Quindi l'algoritmo di Facebook, che nessuno conosce perché lo tengono strettamente nascosto, perché è la loro forza, diciamo, vi fa vedere i contenuti in base a quello che voi cercate. Ve ne sarete accorti nel momento stesso in cui cercate un posto di vacanza in Puglia, vi vengono fuori tutti i posti di vacanza dove voi avete cercato. Quindi i preferiti, ribadisco, sono, voi mettete preferiti in cui date la preferenza a seguire i post di determinati amici o pagine, e possono essere fino a 30 profili. Modifica lista degli amici. Queste le vedremo più con calma quasi subito. La modifica lista degli amici si può scegliere in quale gruppo di amici inserire un contatto. Poi non seguire più riguarda un contatto che rimane tale, ma non vengono visualizzati gli aggiornamenti del contatto. Quindi lo lasciamo comunque tra gli nostri amici, ma non ci interessa più di tanto seguire quello che quello che questo contatto condivide. Rimuovi dagli amici quando
per qualunque motivo, perché uno magari condivide cose che non ci piacciono, perché non c'è più questo rapporto, possiamo comunque rimuoverlo. Quindi, come vi dicevo, andando nel profilo personale di quello che è un vostro amico, qualora voi condividiate, potete andare appunto sul bottone marrone con scritto amici e lì potete scegliere a quale livello volete che questa amicizia arrivi. Ok, allora, come vi dicevo, vi faccio vedere qua, c'è modifica lista degli amici. Perché? Perché Facebook vi propone delle liste già predefinite. Come potete vedere, quindi andando nel mio pannello di controllo, dentro gli amici, io ho già delle liste che sono predefinite. Quindi una lista senza nome a cui posso cambiare nome, la lista dei conoscenti, gli amici, la lista degli amici più stretti e degli amici con restrizione. Oppure io posso creare una nuova lista a cui posso, appunto, per evitare di andare dentro i profili dei miei 280 amici, io posso velocemente gestire diciamo, gli accessi ai miei contenuti o a chi fa vedere i miei contenuti creando una nuova lista. Quello che appunto questi passaggi tecnici sono importanti perché nel momento stesso in cui voi entrate nella vostra pagina, come vedete questa mia pagina con la mia immagine, la mia copertina, e volete pubblicare un post, quindi vi si apre questa finestra che vi sto facendo vedere, nel momento stesso in cui cliccate nell'iconcina grigia, potete scegliere a chi far vedere i contenuti. Questo è molto importante per, appunto, come vi dicevo prima, per evitare di far vedere contenuti a persone con cui non volete condividere. Quindi le opzioni, nel momento stesso in cui voi cliccate nell'iconcina marrone, vi si aprono tutta una serie di opzioni che sono queste. Quindi l'opzione tutti, quindi chiunque su Facebook e fuori Facebook può vedere quel contenuto, è un'opzione che ovviamente io ampiamente sconsiglio, nel senso che un'opzione che può essere vista anche fuori Facebook può essere anche vista attraverso un motore di ricerca, quando una persona ricerca qualcosa. Amici, quindi tutte le mie, in questo caso nella fattispecie, le mie 285 persone possono vedere quel post. Amici tranne, quindi tutti gli amici, ad esempio, tranne la lista di quelli che io reputo conoscenti, nel senso che magari ho persone che conosco ma che non sono amici, che comunque abbiamo il contatto, persone per esempio mi viene in mente che conosco tramite lavoro, però non è che voglio fargli vedere quello che faccio durante il weekend, ecco. Poi amici specifici, quando io seleziono magari dei gruppi specifici, ad esempio voglio condividere qualcosa con i miei compagni di università o solo con i miei colleghi di lavoro perché ho fatto un post, un video riguardante qualche attività di qualche laboratorio, non lo so, qualcosa che riguarda il mio lavoro. Solo io, quando i contenuti saranno visibili solo a me, oppure personalizzata quando includi o escludi amici e liste. Quindi in questo caso, nella personalizzata, io posso sia scegliere se includere delle persone o escludi o escluderle delle altre. Amici più stretti, anche in questo caso è una lista che si può personalizzare mettendo le persone che ritengo appunto amici più stretti e conoscenti, anche qui appunto si può creare questa lista che poi viene utilizzata. Quindi quando voi create un post vi consiglio vivamente di verificare a chi lo state mostrando. Molto spesso, allora l'impostazione predefinita credo sia a tutti.
Quindi se voi non modificate questa impostazione, rischiate che una volta che pubblicate il post lo veda chiunque fuori e dentro Facebook. E quindi lo potete modificare, insomma. Forse c'è una donna. No. Ok. Quindi, ecco, un'altra cosa molto importante è attenzione alla privacy. Attenzione alla privacy. Attenzione quando fate le foto che pubblicate. Pensate sempre che quello che pubblicate diventa pubblico. Quindi attenzione ai dettagli che possono essere fotografati nelle foto che poi si pubblicano, soprattutto quando si dichiarano informazioni personali. Ad esempio, mi faccio fotografare di fianco all'auto, c'è la targa dell'auto, o mi faccio una foto alla scrivania e ho di fianco una foto dei documenti. Sono tutte informazioni che io sto dando ai cibercriminali, ai criminali informatici, nel senso che una volta che voi le condividete, ci sono persone, criminali informatici, che vanno soprattutto alla ricerca di queste informazioni per poi poterle hackerare o appunto utilizzare in modo illecito. Importante, attenzione alla geolocalizzazione della foto, perché può rivelare la posizione in cui una persona si trova, rivelando ad esempio il proprio indirizzo di casa, oppure che in quel momento non sia in casa, lasciando ovviamente il campo libero ai malintenzionati. Quindi attenzione a geolocalizzare la foto. Se siete al mare, evitate di fare la foto in quel momento al mare e dire sono al mare, sono in spiaggia. Piuttosto, se proprio volete condividerla, aspettate di tornare a casa, la mettete il giorno dopo. Oppure se siete a casa, rivelare il proprio indirizzo, cioè rivelando con la geolocalizzazione dove vi trovate, potete comunque dare delle informazioni in cui è la vostra abitazione. Le foto possono essere rischiose soprattutto se hanno dei comportamenti discutibili. Quindi, ad esempio, appunto, affermando di essere ad esempio smart working, invece sono da tutt'altra parte. Ci sono stati casi legali che attraverso delle foto in cui si dichiarava il falso, le persone sono state licenziate. Adesso io non sono legale, non voglio entrare in merito, però proprio per l'importanza, proprio per la maggior parte, sempre più persone usano questi social, quindi l'importanza che ricoprono nella nostra vita, perché ormai fanno parte della nostra vita, proprio per quello cominciano ad avere un'importanza, anche in questo caso appunto hanno un valore legale. Quindi quando caricate una nuova immagine su Facebook si possono utilizzare gli stessi controlli sulla privacy che si utilizzano per i normali post di testo, quindi gli stessi permessi che abbiamo visto prima si possono utilizzare anche per le foto. Ecco, questo consideratelo sempre, attenzione, mettete sempre delle restrizioni. Tanto più se parliamo di foto di minori. E qui vorrei dare qualche chiarimento. Allora, pubblicare le foto di minori, se non siamo i genitori, su internet è vietato. Il consenso prestato per una foto fatta al proprio figlio non si estende anche alla pubblicazione, tantomeno sul web. Ossia, se io do il consenso a qualcuno di fare una foto a mio figlio, non significa che automaticamente io ho dato il consenso a pubblicarlo nel web. Per quanto si possa restringere il campo degli amici, quelli che noi chiamiamo amici sui social, ed impostare la protezione della privacy, vi è comunque la possibilità per altri di salvare le foto e di condividerle in rete. L'unico modo
per tutelare i minori e non pubblicare le foto. Non è l'unico modo più sicuro, perché nel momento stesso in cui voi pubblicate le foto su un social, le foto diventano proprietà del social. Non vi è alcun divieto di pubblicare le foto dei propri figli, tuttavia bisogna sapere che le immagini, soprattutto se accessibili a tutti, possono essere utilizzate da chiunque, senza possibilità di controllo. Come vi dicevo, appunto, una volta che voi pubblicate le immagini, queste sono accessibili a tutti. Se leggete nel web, ci sono casi in cui sono state prese dai profili personali delle persone delle foto dei propri figli, e nella migliore dei casi sono state utilizzate come immagini pubblicitarie. Nel peggiore dei casi sono stati utilizzati in siti pornografici, quindi attenzione. Quindi, detto ciò, meglio evitare foto di bambini nudi o in biancheria o con riferimento alla scuola che frequentano i nostri figli, o inquadrare luoghi facilmente riconoscibili. Quindi evitare di inserire anche in un commento informazioni confidenziali. Quando non si tratta dei propri figli, quindi per pubblicare le foto è necessario un preventivo consenso scritto da parte dei genitori. Io consiglio sempre, in tutti i casi, sia che si parli di minore, sia che si parli comunque di persone che non siamo noi, che se non è nostro, sì, comunque è meglio sempre oscurare i volti. Magari la foto non sarà bella, però siamo più tranquilli. Come vi dicevo, anche se cancelliamo le foto, vengono comunque conservate in backup dal gestore del social, che di norma però le cancella definitivamente dopo 30 giorni. Se ci sono bambini che sono di genitori separati o divorziati, se c'è un affidamento condiviso, è necessario l'accordo di entrambi i genitori per la pubblicazione online delle foto. Quindi se ci sono appunto genitori divorziati o separati, lo so che può essere un po' una scocciatura, però bisogna avere il consenso di entrambi i genitori per evitare di incorrere in problemi legali. Ecco, cosa succede? Magari adesso queste cose voi le apprendete per le nuove foto, ma magari questa cosa per le vecchie foto, cioè mi viene il dubbio se si può modificare per le vecchie foto il livello di privacy. Allora, ci sono le foto già pubblicate, si può modificare la privacy, quindi per delle foto singole si può aprire la foto e nell'angolo in alto a destra c'è un menu a discesa, c'è un menu in cui si può impostare la privacy come con le restrizioni, con i permessi che abbiamo già detto. Basta scegliere il pubblico desiderato. Per evitare di farlo foto per foto, lo si può fare anche per gli album, andando nel nostro profilo, scegliendo la voce foto, e dentro le voci foto ci sono gli album, quindi si sceglie l'album e si può modificare il pubblico, quindi chi visualizza tutto l'album. Si può anche modificare le impostazioni della privacy su tutto ciò che si è pubblicato in Facebook, quindi foto, video, post in bacheca, commenti, mi piace e altri contenuti. Abbiamo la funzionalità restringi il pubblico per i vecchi post sul tuo diario. Tutto ciò quindi che si è condiviso con gli amici di amici e con il pubblico in generale verrà modificato in solo amici. Come vedete quindi andando sul profilo personale, scegliendo le impostazioni, nella parte privacy ci sono c'è la parte in cui si può restringere il pubblico
per i vecchi post sul diario. Ok. Altra cosa che ci può tutelare nella nostra privacy è il riconoscimento facciale. Quindi noi non possiamo impedire ad altre persone di taggarci nelle foto, ma possiamo impedire che il proprio nome venga mostrato loro quando caricano una foto. Facebook ha una funzionalità che permette di riconoscere un'immagine o un video quando ci assomiglia e si chiama riconoscimento facciale. Questo comporta che quando altre persone caricano foto in cui siamo presenti, Facebook potrebbe suggerire il nostro nome come tag consigliato. Tag sono quelle etichette che vengono visualizzate sotto le foto. Per evitare questo è necessario disabilitare la funzione di riconoscimento facciale per impedire la visualizzazione dei suggerimenti. Quindi sempre nelle impostazioni, sotto la parte privacy c'è la funzionalità riconoscimento facciale e quindi noi dobbiamo impostare no. Ok. Detto ciò, quindi visto cosa, quindi sistemata un po' la nostra privacy del profilo personale, magari voi vi starete chiedendo a cosa serve una pagina aziendale. Allora, la pagina aziendale serve soprattutto per avvicinarci al nostro pubblico, per costruire un rapporto di fiducia attraverso la pubblicazione di contenuti interessanti. È un rapporto che si crea giorno dopo giorno, cioè non vedete i risultati subito, non è che subito avrete 5.000 follower di una pagina. È un rapporto che si crea appunto ampliando la propria rete, facendo in modo che le persone condividano i nostri contenuti con altre persone che loro amici e quindi consigliando quello che noi scriviamo e quindi così si amplia un po' la rete. Può servire per promuovere degli eventi, quindi se abbiamo in programma di organizzare dei seminari, dei webinar, c'è tutta la funzionalità per poter promuoverli. Serve anche per creare una propria vetrina prodotti e inoltre possiamo fare delle campagne sponsorizzate qui a pagamento. La campagna, allora rispetto a un sito, la pagina Facebook è più snella, nel senso che le informazioni vengono date, cioè ci sono più informazioni, sono più attuali, quindi è meno statica rispetto a una pagina, rispetto a un sito. Questa per esempio è la nostra pagina aziendale. E diciamo che all'inizio magari per poter promuovere la propria attività, quindi per cominciare ad avere un buon bacino di utenti che ci seguono, potrei consigliare di fare delle campagne sponsorizzate a pagamento. La cosa bella secondo me di Facebook è che si possono fare delle campagne, quindi delle sponsorizzazioni, degli annunci sponsorizzati anche senza investire grossi budget. E quello che Facebook permette è di poter selezionare i target. I target sono il pubblico con determinate caratteristiche che noi possiamo raggiungere. Quindi una sponsorizzata su Facebook io la posso fare selezionando il pubblico sia per età, quindi ho un range dai 18 fino ai più 65 anni,
Posso decidere di in base ovviamente al prodotto che che vendo, selezionerò anche il mio pubblico, anche in base ai clienti che già ho, quindi per raggiungere nuovi potenziali clienti. Posso selezionare il mio pubblico in base al sesso, quindi se uomo o se donna, e posso selezionare il mio pubblico anche in base alla geolocalizzazione, ovvero io posso selezionare una regione, posso selezionare una città, quindi un territorio, diciamo, comunale, o posso selezionare anche un raggio di tot chilometri attorno a un punto che io definisco. Questo perché? Perché se io ho un negozio fisico a Conegliano in cui ho determinati e voglio che appunto i clienti vengano nel mio negozio, non ha senso che io faccia una campagna e raggiunga persone, a meno che io non abbia l'e-commerce, non ha senso che io faccia una campagna che raggiunga le persone di tutta Italia o di tutto il Veneto. Mi concentrerò su una zona appunto limitata. Quindi dopo aver selezionato queste tre macro categorie, io posso selezionare il mio pubblico anche in base al titolo di studio, in base ai propri interessi e in base anche al lavoro che fanno. Sia Facebook che LinkedIn sono molto precisi in questo. Quindi ve lo dico per farvi un po' capire la potenzialità di questi strumenti che hanno comunque dei budget, cioè si può parlare di campagne promozionali a partire anche da 10 euro al giorno, l'ideale si parla sempre di un 20 euro al giorno, per poter raggiungere appunto i propri obiettivi. Ovviamente anche lì spesso conviene fare delle campagne che abbiano un termine di almeno 10-15 giorni per vedere dei risultati. Quindi prima però appunto di investire in termini non solo monetari ma anche in termini vedo qualcuno nelle chat. Marina, puoi vedere, Marina o Serena, potete vedere voi? Vediamo. Ah, ok, scusate il microfono. Ok. Prima appunto di investire bisogna porsi delle domande che sono fondamentali. Qual è il mio target? Quindi chi sono i miei potenziali clienti? Cosa voglio ottenere con la presenza nei social? Voglio farmi conoscere, voglio vendere. E chi gestirà le mie pagine? Chi le aggiornerà? Sono organizzato per gestire un calendario editoriale? Queste domande sono importanti per non impiegare delle risorse in termini di tempo e di persone che però poi potrebbero non dare i risultati sperati. Altra cosa che io consiglio sempre è piuttosto di creare una pagina e di non aggiornarla, meglio non crearla. Non è bello vedere un profilo non aggiornato. Una volta che voi... Attenzione, ok. Una volta che voi avete creato la pagina, potete anche vedere quali sono i risultati delle vostre campagne, delle vostre promozioni attraverso la parte nel proprio sito che si chiama appunto Insight. L'insight della pagina è una sorta di analisi dei dati, no, non so, è un'analisi dei dati in cui ci sono diversi parametri che vi fanno capire l'andamento della pagina. I più importanti sono i follower, quindi
vedere le persone che vi seguono, noi possiamo capire l'età delle persone che ci seguono, il sesso, e l'area geografica da cui si stanno connettendo, quindi sia le città che le nazioni. Possiamo vedere quanti mi piace avete, e lo stesso anche per i mi piace si può vedere quali sono appunto il target delle persone che ci seguono. Ecco, mi soffermo sulla differenza tra follower e mi piace. Uso sempre questo esempio. Voglio seguire cosa dice quella testata giornalistica, ma non condivido le loro idee. Quindi io la seguo, quindi sono un follower della pagina, ma non condivido, ma non metterò un mi piace. Quindi Facebook fa questa differenza. Quindi mi piace vuol dire che condivido gli interessi e quello che dicono, diciamo. Altra cosa da segnalare è questo dato è importante, però sappiate che non tutte i follower e mi piace della pagina vedranno i post che voi avete pubblicato. All'inizio, cioè quindi fino a 4-5 anni fa, tutti i follower e mi piace vedevano i post che vengono pubblicati, ma negli ultimi tempi, anche perché ovviamente Facebook deve avere un ritorno economico da questa piattaforma, visto che finora quello di cui vi ho parlato è tutto, può essere fatto a titolo gratuito, a parte ovviamente le sponsorizzazioni, quindi a parte i post a pagamento. Quindi appunto Facebook spinge sempre di più le aziende a fare degli annunci sponsorizzati proprio e proprio per questo non fa vedere i post a tutti i follower, tutti i mi piace. Copertura è appunto quello che vi dicevo, a chi Facebook fa vedere i post, quindi il numero di persone che hanno visto uno dei post almeno una volta, quindi le persone raggiunte. In questo caso, che abbiano visto il post è una cosa, però non è detto che una volta che l'abbiano visto abbiano comunque interagito con quel post. Quindi ci sono molti fattori che influiscono sulla copertura, il modo in cui le persone interagiscono con i contenuti della pagina, o se hanno interagito con contenuti simili in passato, o altri fattori come l'ora del giorno, o se le persone accedono a Facebook tramite cellulare o computer. Quindi anche per l'insight dei post si può vedere tra tutti i post pubblicati come è andato l'andamento, quindi voi potete vedere la copertura o se le persone hanno interagito. Nell'interazione che le persone hanno con i post è molto più dei mi piace, cioè è importante anche il mi piace, ma è importante anche le condivisioni. La condivisione con i propri, se un mio amico condivide un mio post, ha molto più valore di un mi piace, ha lo stesso valore che può essere un passaparola tra persone. Cioè io ti sto consigliando questo post perché per me vale. In quel momento un mio amico di cui io ho stima o di cui io mi fido mi condivide un post, io lo guardo con occhi diversi rispetto a un solo mi piace. Ecco, quindi qui vedete l'andamento della pagina, le visualizzazioni della pagina, la copertura dei post e le varie interazioni.
Vi consiglio di studiarla bene questa parte, soprattutto quando create la pagina e quando cominciate a pubblicare dei post, perché vi dà un po' l'andamento di quello che state facendo, vi fa capire se i post che fate vanno bene, se non vanno bene, se dovete ritararvi, se raggiungete il pubblico, soprattutto anche vedere il pubblico che raggiungete, se è in linea con quello che quali sono le vostre aspettative. Nel senso che se appunto non è in linea bisogna un po' riconsiderare tutta la strategia. Ecco. E poi quindi spero di avervi dato una panoramica abbastanza chiara di quello che è Facebook. Poi per quanto volevo fare un po' un accenno a TikTok, che è l'app che è più scaricata del momento. Ha avuto un aumento del numero di utenti di circa il 300% rispetto allo scorso anno. Con TikTok quindi è possibile creare e condividere brevi videoclip amatoriali che possono essere personalizzati con filtri, effetti speciali, musica. E qui il contenuto principale appunto è il video e lo scopo è soprattutto quello di intrattenere, cioè sono soprattutto contenuti di divertimento. Infatti sono presenti molte tipologie diverse di contenuti, quali balletti, comedy, short speech, tutorial, eccetera. Avete visto anche voi che è un'app molto utilizzata quindi tra i giovani e quindi è molto in voga, cioè i giovani si sono spostati su queste piattaforme proprio perché ormai Facebook è diventata matura e quindi qui è uno spazio in cui si sentono tra virgolette più liberi. Quindi si possono realizzare appunto dei video verticali che, di lunghezza compresa tra i 15 e i 60 secondi. Si fanno soprattutto con il cellulare o con i tablet, quindi è un'app che è sviluppata soprattutto appunto, ripeto, per cellulare e tablet e non per il computer, perché comunque, come vi avevo accennato prima, la maggior fruizione dei contenuti web avviene attraverso mobile. Si può scegliere la musica da un'ampia libreria musicale e poi si può abbinare i video. I video hanno un kit di editing, quindi di modifica per modificare filtri, effetti, molto, molto ampio, a cui si possono aggiungere anche scritte, immagini e via dicendo. Ha veramente un ampio, ha tantissime funzionalità per modificare i video e c'è veramente da sbizzarrirsi in tutti i sensi. Il target quindi è molto giovane, parliamo di una fascia d'età che va dai 12 ai 20 anni. Però si nota negli ultimi tempi una crescita di questa fascia di età e quindi anche i 40-50 anni che sono appunto gli stessi genitori che consentono ai figli di utilizzare questa app, di iscriversi e generare contenuti su di essa. Proprio per questo, negli ultimi tempi hanno cominciato anche a creare profili su TikTok aziende di moda, aziende grosse che hanno capito la potenzialità di questo social per espandere il proprio business. Quindi oltre alle persone, ai giovani, in cui in questo momento sta passando anche il messaggio che attraverso i video si possono avere delle opportunità di farsi notare, di farsi conoscere. Sto pensando, adesso non mi viene il nome, a quel ragazzino che attraverso i video su TikTok è diventato famoso, addirittura c'era scritto sul giornale che è diventato più famoso
della Ferragni, quindi molti giovani sono attirati da questo social in questo senso, e quindi anche le aziende, quelle grosse, quelle strutturate, hanno capito che bisogna esserci per raggiungere il target che a loro interessa. Ecco, dopo TikTok passiamo a YouTube, che è la piattaforma di video, di condivisione di video più utilizzata al mondo. Quindi YouTube permette sia la visione di video che l'ascolto di musica in maniera gratuita. YouTube è cresciuta, nel senso che è diventata matura. Inizialmente il pubblico di YouTube era soprattutto giovane, ma ultimamente viene frequentato da tutte le fasce d'età. Infatti i video pubblicati che trovate sono assolutamente eterogenei. Penso che tutti noi abbiamo utilizzato YouTube sia anche per filmati didattici che per tutorial, e quindi possiamo trovare qualsiasi tipo di contenuto, e questo spiega anche il fatto che ci sia un target eterogeneo. Qualsiasi quindi tipo di azienda può sfruttare le potenzialità di YouTube creando dei contenuti di informazione e utili. È molto, cioè, adesso lo vedremo, YouTube può aiutare anche a fidelizzare i propri contatti. Altra cosa importante è pubblicare un video può aiutare a migliorare il proprio posizionamento dei contenuti sui motori di ricerca. Google in primis. Allora, YouTube aiuta a migliorare i propri contenuti sui motori di ricerca. Questo cosa comporta? Comporta che ormai tutti noi, quando facciamo delle ricerche, cerchiamo qualunque cosa, almeno parlo per me, la prima cosa che facciamo è andare su Google a cercare l'argomento che ci interessa e vedere quali sono le pagine che ne parlano. YouTube in questo aiuta le aziende a farsi conoscere. Ecco, rispetto a TikTok, ovviamente, che ha dei video molto brevi, in questo caso abbiamo dei video, cioè i video possono essere lunghi, non c'è un limite, posso caricare anche video, corsi, qualunque attività che ci faccia conoscere il nostro brand. Quindi per un video efficace noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un contenuto che sia utile. Quindi in questo momento noi non stiamo vendendo, l'attività, diciamo, tra virgolette, di vendita avverrà in secondo momento. Noi in questo momento dobbiamo pensare a creare un contenuto utile che ci può aiutare a creare una certa autorevolezza del nostro brand aziendale. Quindi può aiutarci a dare quindi un'autorevolezza, e quindi possiamo che tipi di video possiamo utilizzare, come possiamo impostarli, possiamo raccontare la storia del brand, possiamo raccontare le origini, fare capire che dietro un brand c'è una storia che ha portato, che quindi ci sono delle tradizioni, c'è una qualità dietro a quel brand che noi creiamo. Possiamo appunto far conoscere al pubblico i nostri prodotti, creando quindi una relazione con i nostri utenti, dando delle informazioni sui prodotti. Possiamo creare dei tutorial, possiamo può metterci in relazione con i nostri utenti e possiamo questa relazione ci può permettere anche
di avere dei feedback che ci possono aiutare per migliorare i nostri prodotti e i nostri servizi o ci possono aiutare a crearne di nuovi. Oppure appunto anche un'altra cosa molto importante, si può, facendo conoscere il nostro brand, poi si può fidelizzare lo spettatore, quindi trasformarlo poi in un contatto interessato che poi possiamo profilare, possiamo iscrivere alla mailing list oppure possiamo indirizzarlo al nostro sito web. Ecco, molto spesso mi sento dire: ma io dai social non ho monetizzato. I social fanno parte di tutto un lavoro di riconoscimento, di autorevolezza del brand, di far conoscere i nostri prodotti. Quindi non è automatico, anche perché l'offerta online di tante, c'è tanta offerta anche online di tanti prodotti, quindi la nostra attività è appunto quella di fidelizzare in primis lo spettatore. Poi una volta che sarà fidelizzato magari si trasformerà in un contatto o in qualcosa di più. Altra cosa importante è comunque fare in modo di creare un rapporto, di avere dei feedback che ci possono comunque aiutare a creare nuovi prodotti. In questo senso, quindi, questa è appunto la nostra pagina di YouTube, dove noi abbiamo pubblicato appunto dei video che riguardano i nostri prodotti, o diamo, non so, per darvi un'idea di un video che può essere pubblicato, potrebbero essere ad esempio dei mini corsi. Noi ad esempio abbiamo pubblicato dei webinar o dei progetti che poi rimangono per far vedere, insomma, le attività che noi stessi facciamo. Quindi, considerando che i video pubblicati su YouTube aiutano anche il posizionamento nei motori di ricerca, è importante scrivere bene sia il titolo che la descrizione, facendo un uso corretto dei termini chiavi che descrivono il video. Quindi ci deve essere appunto un titolo che descrive bene, perché quando anche voi condividete sui social un video su YouTube, la prima cosa che viene in evidenza dopo il video è appunto il titolo, e anche la descrizione deve essere chiara. Facendo un uso corretto dei termini chiave, cosa vuol dire? Bisogna cercare appunto di essere lineari, non usando parole particolarmente difficili o istituzionali, avere un linguaggio semplice che permette, però inserendo all'interno appunto dei termini chiavi che poi possono descrivere il video. Questo perché una volta che sono pubblicati, gli spider dei motori di ricerca che scansionano tutte le pagine che sono sul web, se trovano dei contenuti interessanti, è più facile poi che vi ripropongano il vostro contenuto a chi cerca dei contenuti simili a quello che voi avete pubblicato. A questo proposito aiutano anche i tag, che quindi sono le parole chiave che identificano appunto l'argomento. Ad esempio, se io sto pubblicando un video su un corso riguardante l'innovazione, metterò come parola chiave appunto innovazione o quello che riguardano gli argomenti. Si possono mettere più parole chiave. Poi si può selezionare la lingua e inserire dei sottotitoli. La lingua, perché ovviamente se io sono in Italia mi farà vedere tutti i contenuti in italiano e magari mi escluderà quelli in un'altra lingua che io non so comprendere. Sono molto importanti i sottotitoli per chi guarda un video.
I sottotitoli Google, come avrete visto anche in altri video scusate, YouTube, come avete visto anche in altri video che magari si ripropongono nel web, vengono creati, possono essere creati automaticamente da YouTube e sono importanti, è importante averli perché se pensiamo a tutte le situazioni in cui ci troviamo, in cui possiamo vedere un video, magari non sempre ci è possibile attivare l'audio e quindi ci sono quelle situazioni in cui magari io mi trovo in ufficio, mi trovo in un treno, magari non ho le cuffie, quindi poterlo vedere anche senza l'audio, con dei sottotitoli, permette anche di non perdere l'utente che magari non vedendo i sottotitoli ma non potendolo ascoltare non lo valuta, quindi cambia canale. È importante la data e la località della registrazione perché anche gli spettatori possono cercare i video in base alla località, quindi se io ad esempio voglio avere delle informazioni su un determinato posto o su un evento che è stato fatto in una determinata località, la località, quindi la localizzazione del video mi può aiutare in una migliore ricerca. È importante aggiungere anche la categoria, perché permette che nella mia fase di ricerca su YouTube mi vengano fuori dei contenuti che mi interessano e appunto proprio perché, come dicevamo prima, vista la grande eterogeneità dei contenuti che ci sono online, permette di cercare più facilmente, ad esempio delle categorie che ci sono, abbiamo appunto la categoria quella delle scienze della tecnologia, quella dell'istruzione, oppure appunto quella del fai da te, quindi è più facile trovare i contenuti. Ecco, anche qui su YouTube abbiamo l'analisi, possiamo analizzare i video analizzare l'andamento dei video che noi pubblichiamo. Quindi possiamo vedere quali sono stati i video più visti. In questo caso su YouTube per copertura si intende in che modo gli spettatori hanno trovato i contenuti. Quindi se c'è stato si chiama tipo di sorgente di traffico, quindi se c'è stato un altro sito, una sorgente di traffico esterna, è quando per esempio il video è stato linkato, condiviso su un altro sito, oppure se abbiamo una fonte diretta o sconosciuta, se gli utenti che hanno visto il nostro video sono arrivati conoscendo il link diretto. Esempio potrebbe essere quando io creo una newsletter e quindi in quella newsletter io metto il video, metto il link diretto al video, in quel caso appunto il contatto è stato diretto, oppure appunto se la ricerca è arrivata da YouTube. Il coinvolgimento si tratta dei tempi di visualizzazione, quindi nel coinvolgimento ovviamente più il tempo di coinvolgimento dell'utente è lungo, più vuol dire che io ho centrato il mio obiettivo di fare in modo che le persone vedessero il mio video. Anche qui posso vedere, valutare chi ha visto i miei video, quindi in base all'età, al sesso, quindi alla lingua del paese in cui quella persona parla e posso vedere delle regioni geografiche principali da cui si connette il mio utente.
Allora, avrei un po' finito la parte dei social. Volevo un po' passare a una parte, generale per dare un po' delle informazioni su come gestire appunto la pubblicazione dei contenuti, sui social. Nel senso che dovendo gestire tanti social, molto è consigliabile creare un calendario editoriale. Il calendario editoriale è una sorta di pianificazione degli argomenti o temi o filoni di interesse che interessano il nostro target, distribuito su un calendario. Quindi la prima cosa, il calendario editoriale ci aiuta a fare in modo di avere dei contenuti efficaci, perché se non abbiamo in mente un piano editoriale, rischiamo anche di dare un'immagine di noi non coerente all'esterno, di dare l'idea di non avere un'idea chiara di chi è l'azienda, di quali sono gli obiettivi strategici che l'azienda ha, e quindi ci aiuta un po' a mettere in fila quali sono i nostri obiettivi e quindi pubblicare dei contenuti che siano coerenti con la nostra strategia aziendale. Quindi la prima cosa da fare per costruire un calendario editoriale che potete costruire usando un foglio Excel, magari condiviso con i collaboratori che dovranno appunto gestire queste pagine, è fare una lista di argomenti o temi che possono interessare il vostro target e distribuirlo sul calendario. Il fatto di appunto definire degli argomenti specifici, quindi non so, mi viene da pensare a un'azienda che ha diverse linee di prodotti e quindi o diversi ambiti di attività per un comune, ad esempio. Quindi la prima cosa è definire bene quali sono gli argomenti o i temi, in modo tale che in un calendario editoriale si possano alternare in maniera coerente e armonica, in modo tale da di non essere monotematici, cioè di non parlare solo sempre di uno stesso argomento, ma il fatto di alternare anche gli argomenti ci permette di essere anche originali e di non essere noiosi verso il pubblico che ci ascolta. Una volta definiti quindi quali sono gli argomenti o i nostri temi o i nostri piloni, è importante riflettere su che tipologia di contenuti possiamo creare. Quindi se possiamo creare delle news, se possiamo creare delle interviste, se possiamo creare dei tutorial, quindi dei mini video che spiegano magari come funziona un determinato prodotto, una determinata attività. Possiamo magari avere delle recensioni anche da parte di nostri clienti che magari ci lasciano una testimonianza. Possiamo fare delle dirette video anche con dei reportage dietro le quinte. I social, sia Facebook che YouTube, ci permettono anche di fare le dirette video che sono molto interessanti, molto stimolanti perché danno un po' l'idea al pubblico che si connette di esserci, di essere presente. Ad esempio l'altro giorno Camera di Commercio ha condiviso la diretta video dell'insediamento del nuovo consiglio camerale e l'elezione del nuovo presidente della Camera di Commercio di Treviso. Quindi non pensate cose che devono essere stratosferiche, siate voi stessi,
siate semplici, perché alla fine dovete comunicare di essere delle persone, dovete comunicare anche che c'è un'umanità dietro, anche penso a un ente, fare capire che ci sono delle persone che qualora il pubblico abbia bisogno, qualunque l'utente abbia bisogno, che li ascoltano. Quindi pensatela sempre nel senso di creare dei contenuti che possano raggiungere il pubblico, quindi di far capire e percepire che c'è una persona dietro un'istituzione, perché è molto importante. Cioè una persona che vede un social e lo vede molto istituzionale o molto freddo, bisogna cercare di creare una sorta di, diciamo, di empatia, ecco. Nel calendario editoriale poi è importante inserire delle cadenze fisse, delle ricorrenze. Ad esempio potrebbe essere la Natale, Pasqua, la festa della donna, la festa dei nonni, perché in base a quelle cadenze o quelle ricorrenze noi possiamo comunque anche agganciarci appunto a queste ricorrenze per pubblicare dei contenuti, per ricordare, ad esempio mi viene in mente un'azienda che crea gioielli da donna, con la festa della mamma può ricordare che riprendi anche tu il tuo regalo per la festa della mamma, ecco. Le ricorrenze e le cadenze fisse le potete trovare anche online, ci sono dei calendari che proprio vi danno tutte le cadenze, poi è da valutare quali possono essere di interesse per il nostro target. Quindi il calendario editoriale, quali sono i vantaggi? Allora, come vi dicevo, da un lato aiuta quindi a pianificare e mette ordine, in quanto soprattutto se si aprono più account, la gestione di più account può essere complessa, nel senso che se non si ha un calendario editoriale in cui si pianificano le uscite con i testi che vengono pubblicati nei social, si rischia di perdere un po' la visione d'insieme delle attività che si fanno o che si devono fare, nel senso che posso anche, avendo tante, ovviamente tutti abbiamo tante cose da fare, magari posso dimenticarmi dove ho pubblicato e dove non ho pubblicato, o non ricordarmi che quel giorno avevo pubblicato una determinata news e potrebbe venirmi in mente che devo ripubblicarla o riproporla. Quindi ci aiuta quindi a gestire i calendari, sono ottimi per impostare le scadenze. Quindi infatti è facile procrastinare quando le scadenze sono flessibili e esistenti. Disporre di un piano chiaro, quindi ci aiuta, elimina un po' le scuse per non sapere quali contenuti pubblicare sui social. Se io mi do delle scadenze fisse, riesco anche a tenere ben presente ed evitare di perdere magari cioè se ho un corso che mi parte in una tal data, io ho bisogno di gestirmi le scadenze per evitare di non promuovere adeguatamente questo corso. Ci aiuta anche a risparmiare tempo, perché pianificare un post sul social ci permette, quando abbiamo i ritagli di tempo, di pianificare bene le uscite. E quindi anche ragionare, pianificando ci permette anche di fare dei post post più efficaci. Quindi se io riesco a fare dei post più efficaci ho anche più probabilità che poi vengano visti. Aiuta a ottimizzare il flusso del lavoro del team, in quanto se io lavoro in squadra ovviamente ho bisogno di uno strumento che sia condiviso con tutto il gruppo della mia squadra per poter gestire i social. Nel nostro calendario editoriale, per esempio, che anche noi utilizziamo in azienda perché siamo un gruppo di 4 persone,
ci permette di capire chi deve seguire il flusso di una determinata attività e vedere anche chi ha fatto altre attività, proprio per evitare che se non venga chiarita questa cosa, magari, la cosa non venga gestita adeguatamente in termini di promozione. Il calendario, proprio perché ci costringe a ragionare su quelle che sono le uscite, ci aiuta anche a fare una ricerca anticipata del materiale da reperire. Infatti una delle cose peggiori che può capitare per chi gestisce i social network è trovarsi a corto di contenuti, risorse e non sapere cosa pubblicare. Quindi il calendario, proprio perché io pianifico per tempo una mia uscita di una determinata attività, mi permette di reperire per tempo i materiali, perché purtroppo l'ho dato per scontato, ma ovviamente un post che ha un'immagine o un video è molto più efficace rispetto a un post che sia solo testo. Quindi se io devo realizzare un video, se io devo realizzare un podcast è appunto un audio, o se devo creare una foto e ho bisogno del grafico che me la ritocchi, me la risistemi, devo farlo per tempo. Se mi prendo a ridosso di una scadenza, non riesco a pubblicare un post che sia efficace. Perché insisto molto sul fatto che un post deve essere efficace? Perché nel web ci sono ormai tantissimi contenuti, quindi dobbiamo essere i più efficaci possibili per poter spiccare o almeno farci, tra virgolette, notare nella marea appunto di post che tutti pubblichiamo. Ecco, quindi come vi dicevo, come sezioni del calendario, noi possiamo mettere quindi, il giorno e l'ora di pubblicazione. Quindi, nel giorno in cui io voglio pubblicare. È importante anche l'orario, o il giorno di pubblicazione, nel senso che se stiamo parlando di un'attività lavorativa o un corso o un progetto di finanziamento rivolto alle aziende, non pubblicherei un post di sabato, di domenica o di sera. Bisogna anche ragionare in termini di contenuti, di cosa stiamo proponendo, cioè se sono delle attività ludiche, ricreative, il teatro, la festa d'estate, posso anche pensare di pubblicarli verso sera. Facebook per esempio mi permette anche di programmare i post, quindi io posso fare il post e poi posso programmarlo per un'ora o un giorno che io definisco. Quindi bisogna un po' ragionare anche in questo senso per fare in modo che i contenuti vengano visti, anche perché sappiamo tutti che ormai abbiamo sempre il cellulare sotto mano e ormai siamo tutti multitasking, anche quando guardiamo la televisione comunque uno sguardo al cellulare, uno sguardo ai social, comunque lo diamo, quindi valutatele queste cose proprio per ottimizzare gli vostri sforzi. Come vi dicevo, quindi poi inserire le ricorrenze, quindi gli argomenti, quindi un po' per non essere sempre monotematici, alternare i vari argomenti, i vari filoni. E poi appunto le varie tipologie di post. Tra le varie tipologie di post, ecco come vi dicevo, quindi video, foto, testo, possiamo anche inserire dei sondaggi per aumentare il coinvolgimento, inserire nel calendario anche una voce contenuti multimediali, in modo che se abbiamo questo calendario condiviso possiamo mettere alla voce contenuti
multimediali dove quali sono, cioè inserire già nel calendario qual è l'immagine che vogliamo utilizzare, oppure mettere il link dove abbiamo le nostre cartelle in rete condivise con i nostri colleghi, dove si può reperire questo contenuto, in modo tale che se quel giorno io non posso magari pubblicare il post per n motivi, lo può fare un mio collega, perché avrà tutte le informazioni che gli servono per poter pubblicare. Le parole chiave da inserire con cancelletto, che adesso ci dedicheremo comunque delle slide, e i tag, quindi le persone o aziende che io voglio taggare, e poi il collegamento al post, perché un post comunque rimanda sempre, quasi sempre, poi a dei contenuti che possono essere sul nostro sito, oppure dei video su YouTube, perché ovviamente un post è una sorta di specchietto per le allodole in cui noi vogliamo attirare l'attenzione e poi portare l'utente a una pagina dove noi avremo dei contenuti più estesi. Quindi lo scopo principale del post può essere efficace per catturare l'attenzione dell'utente. Quindi, come vi dicevo, la struttura di un post, per essere efficace, ha bisogno di 3 parti che sono fondamentali. Un incipit in cui si deve esporre subito e in modo accattivante l'argomento di cui si intende parlare. Per questo è utile giocare sull'incipit per sorprendere, divertire o affermare un'argomentazione forte, quindi per catturare l'attenzione. Vedo molto spesso, per non dire quasi sempre, post in cui diciamo l'argomento centrale del discorso viene sviluppato a metà post. Ora, tenete presente che quando voi pubblicate un post, l'utente nella loro wall, quindi nelle loro pagine delle notizie, dove ci sono le notizie di tutti gli argomenti che interessano all'utente, vede le prime 3 righe di un post. Se voi avete presente, ci sono 3 righe, poi c'è scritto altro, ok? L'incipit deve essere accattivante proprio per questo motivo, perché tutto si gioca nelle prime 3 righe di un post. Se in quelle 3 righe noi non riusciamo a catturare l'attenzione, abbiamo perso l'utente. Quindi bisogna un po' svincolarsi dall'idea di una scrittura, come può essere un po' la scrittura tradizionale che ci hanno un po' insegnato anche a scuola, in cui quando si faceva un tema c'era l'introduzione, lo svolgimento e la conclusione. Nel web bisogna essere diretti subito per essere efficaci. Altra cosa molto importante nei post, ma poi anche nella scrittura per il web, altra cosa molto importante è quella di essere sintetici e diretti, cioè soprattutto quando si tratta di enti che appunto istituzioni, molto spesso io vedo dei post che sono molto istituzionali, soprattutto anche quando sia su Facebook. Bisogna cercare di essere diretti, semplici, diciamo un po' smarcarsi da quelli che sono i formalismi istituzionali. Una volta si pensava che fosse, tra virgolette, poco, che fosse non dico disdicevole, però insomma che un ente dovesse avere un'immagine istituzionale da portare anche nei social. Per carità, va bene, però poi non si raggiunge il risultato. Cioè, se il risultato è avere più persone che vedono i miei contenuti,
bisogna essere diretti nella scrittura del web. Il web ha altre regole rispetto a quello che può essere la scrittura per un quotidiano o una scrittura cartacea. Quindi quindi bisogna essere accattivanti e cercare di appunto dare un incipit che deve essere forte, divertire, ovviamente mantenendo sempre le buone maniere, però essere un po' più diretti. Una volta quindi creato l'incipit, c'è una seconda parte in cui si esplica quello che è la parte la parte di prima, cioè io ti catturo l'attenzione e poi nella seconda parte ti spiego di cosa sto parlando. Quindi in questa parte mi serve, cercatela di vedere in termini figurati come un filo che si stende e che aiuta ad accompagnare il lettore fino in fondo, quindi senza cali di tensione, con giusta alternanza tra punti fermi e argomentazioni, fino ad arrivare quindi a questo filo in cui io mi esplico la prima parte, arrivare alla conclusione che permette, che porta quindi a una call to action. La call to action è cercare di fare in modo che l'utente che vede il mio post faccia un'azione concreta. L'azione concreta, quindi nel momento stesso in cui l'utente ha fatto un'azione concreta, io ho raggiunto il mio risultato. Cosa intendo per azione concreta? Lasciare un commento, condividere la risposta letta, quindi continuare sul mio sito, sempre nell'ottica di dare tra virgolette, una sorta di punteggio a un post. E sono ovviamente molto importanti anche i commenti, come la condivisione, il fatto di riuscire a creare un dialogo con un lettore è molto importante. Poi qui si apre tutta la parte magari del fatto se possono esserci dei commenti negativi, ecco, in quel caso là, almeno che non siano dei commenti offensivi, io consiglio sempre di rispondere ai commenti, non lasciate, cercate sempre quello che dicevamo, di presidiare la pagina, di rispondere ai commenti nel breve tempo possibile, perché il fatto di dare una risposta più rapida possibile vi dà un'autorevolezza maggiore, fa capire che ci sono delle persone dietro quella pagina, fa capire che c'è un'organizzazione valida. E anche se magari non potete essere direttamente d'aiuto, ma per dare delle risposte a questi utenti, ma avete bisogno magari di fare dei passaggi con ulteriori colleghi, è sempre bene rispondere subito. Come vi dicevo, se anche sono commenti negativi, cercate sempre di dare delle risposte e di lasciarvi, diciamo, tra virgolette, in buoni rapporti, cioè di fare in modo sempre di capire perché quell'utente non è contento, cercare di, non so, create un contatto, fatevi dare una mail, cercate di capire perché magari un utente non è contento, perché quando un utente non è contento è più facile che cioè, si diffondono di più, diciamo, si diffondono di più i commenti negativi che quelli positivi. Quindi è sempre bene che un utente venga lasciato con un buon rapporto. Ecco, mi soffermerei in ultima su cos'è un hashtag e su cos'è una menzione post. Allora, quando voi vedete che un ente, una persona, c'è la chiocciola e poi il nome, cognome, o chiocciola, l'ente, vuol dire che io sto menzionando quel profilo personale
o dei collegamenti di profili aziendali. Il fatto che io lo menziono dà una notifica alla persona che io ho menzionato, quindi il social dice alla persona che io ho menzionato: guarda che T2I ti ha menzionato nella sua pagina. Quindi il menzionare altri incoraggia il coinvolgimento con il nostro post o facendo in modo che la persona che io ho menzionato, quindi lo incoraggio sia a condividere il mio post, a mettere un mi piace o ad emettere dei commenti. Esempi di condivisione: amici che fanno una cena e condividono le foto e menzionano le persone che sono appunto a quella cena, in modo tale che le persone che sono state menzionate possono vedere il post e magari condividerlo. In termini aziendali io posso condividere, ad esempio, T2I sta facendo dei progetti in partnership con altri enti, o ad esempio col comune di Conegliano, e io metto chiocciola comune di Conegliano, quindi chi gestirà la pagina del comune di Conegliano vedrà che io li ho menzionati. In quel caso lì possono magari ricondividere il post, ad esempio appunto se io sono capo leader di un progetto, condivido un post di un'attività di progetto che riguarda sia me che un altro ente, e l'altro ente può ricondividerlo sulla loro pagina. Quindi a volte vedo utilizzare la menzione in modo sbagliato rispetto a un hashtag. L'hashtag invece, allora quindi la chiocciola si rivolge più che altro quindi a delle persone fisiche o delle persone giuridiche, per usare termini legali, quindi ho dei profili personali o dei profili aziendali, quindi io sto menzionando qualcuno. Mentre il cancelletto, ovvero l'hashtag, la cui parola nasce dall'unione di due diverse parole, hash, cioè cancelletto, e tag, che vuol dire appunto etichetta, e indica appunto una parola chiave associata a qualcosa, ad esempio hashtag in questo modo. Può identificare dei temi chiave e permette anche una più agevole navigazione sui filtri. Gli hashtag possono essere utilizzati ovunque nei post. Io utilizzo molto gli hashtag per mettere in evidenza anche delle parole chiave nei nostri post, perché proprio per quello che dicevamo prima, per la gestione di per fare in modo appunto, come dicevamo prima, per creare un post efficace, l'hashtag, una volta che noi mettiamo il cancelletto davanti a una parola, quella parola, se voi avete presente, si colora di azzurro, si colora di un altro colore, si evidenzia. E questo aiuta anche il lettore, quando io ho un blocco di testo unico, a guidarmi nella lettura del testo. Quindi mi aiuta anche a seguire più facilmente gli argomenti. Gli hashtag sono utili anche per seguire eventi di interesse generale in corso di svolgimento. Per esempio sono stati creati degli hashtag ufficiali per le Olimpiadi, per le elezioni, oppure per i trend del momento, ad esempio sul motore di ricerca di Facebook io posso mettere hashtag europei 20 e 21 e mi vengono fuori tutti i post o le pagine che riguardano quell'argomento. Gli hashtag non sono predefiniti, nel senso che chiunque può creare un hashtag. Noi per esempio a T2I abbiamo creato l'hashtag qui si fa, quindi mettendo l'hashtag qui si fa in tutti i nostri post, qualora io voglia cercare tutti i post di T2I, posso mettere l'hashtag qui si fa e si vedono tutti i post che noi abbiamo fatto delle nostre attività.
Quindi anche aiutare gli hashtag, ecco, un'altra cosa molto importante, aiutano anche ad emergere nei risultati di ricerca, nel senso che comunque se io metto degli hashtag sto comunicando ai motori di ricerca l'argomento importante di quel post. E quindi, ad esempio, se io metto l'hashtag innovazione su un progetto di innovazione a dire il vero è molto generica e ci sono moltissimi post, però se io metto magari la innovazione, mi aiuta a indicizzare anche appunto la mia pagina. Vi consiglio ovviamente di non metterne troppi, perché troppi anche si annullano, e consiglio anche di creare degli hashtag meno generalisti possibili, perché come vi dicevo, innovazione è un hashtag che strausato, è una parola ormai super inflazionata. Meglio creare degli hashtag più settoriali, più specifici, per essere trovati più facilmente. Ecco, io lascerei magari spazio alle domande, Serena o Marina. Sì, tra l'altro c'è già una domanda della signora Paola Pizzolon che dice: questo vale, presumo che si riferisce agli hashtag, ma poi casomai facciamo intervenire la signora Pizzolon. Questo vale per tutti i social, Facebook, LinkedIn, Sì, YouTube, intendo... Ah no, intendo la menzione, la chiocciola. Ah, sì, vale per tutti. In realtà, quando voi mettete tipo hashtag T2I, vengono già in automatico le pagine. Cioè, allora, per esempio, ci sono degli enti che hanno magari la pagina LinkedIn, perché per le loro attività, come vi dicevo prima, non è necessario essere su tutti i social, ma è meglio sceglierne pochi buoni e gestirli, nel senso che non è obbligatorio essere su tutti. Ad esempio, mi viene in mente una compagnia di teatro, magari visto anche l'attività che fa, si crea una pagina aziendale su Facebook, ma magari LinkedIn, che è dedicato più ai professionisti, magari non è una pagina a cui aspira a creare. E quindi quello che volevo dire è che magari non tutti gli enti hanno tutti i profili, nel senso che quando io metto la chiocciola, di solito se quell'ente ha il profilo aziendale, mi viene in automatico lo posso taggare. Cioè, se l'ente, tipo su Facebook, se T2I non avesse la pagina, io non potrei taggarlo, perché se non ha la pagina non la taggo, però magari posso taggare Alberta Bazzotti che ha il profilo personale. Quindi dipende anche un po' io onestamente a volte perdo molto tempo a cercare, soprattutto magari quando facciamo dei progetti in partnership, quali enti posso taggare su quali social, perché magari su un social hanno la pagina, sull'altro non ce l'hanno, quindi non sempre ci sono, ecco, si viene fuori in automatico il profilo da taggare, perché se non ce l'hanno, sì, non posso taggarlo, ecco, però magari taggo la persona che lavora su quel progetto. Non so se sono stata esauriente. Ecco, ok. Vedo che ci sono altre, sì, ok. Sì, ok. Se ci sono appunto altre domande, poi so che appunto viene data eventualmente anche la parola a Alberta, che ha in mano le redini della... Sì, le ho date anche a voi, e adesso guardo come eventualmente ok, vedo se qualcuno per caso ha bisogno. Ecco, credo che si debba ancora lavorare, soprattutto ai nostri, non so, soprattutto in Italia, sul modo di scrivere per i social, perché, e anche per il web, perché molto spesso
vedo siti che sono trasposizioni magari di brochure cartacee, invece il web permette, tra virgolette, di essere, cioè proprio perché noi fruiamo i contenuti a video e proprio perché è molto difficile leggere a video, bisogna cercare di essere più sintetici e efficaci possibili quando si scrivono i contenuti per il web. Ed è secondo me una cosa a volte difficile, perché siamo abituati a scrivere in un determinato modo, un modo molto istituzionale e formale, ecco, che però con i social, con il web a volte va un po' in conflitto, nel senso che rischia di essere controproducente, insomma, perché un utente si annoia, cioè se non gli diamo subito i contenuti, se non siamo efficaci immediatamente in quello che diciamo e semplici anche nel linguaggio, sì, si annoia e abbandona insomma il testo. Se ci sono altre domande? Quello del teatro. Ah, se può fare un piccolissimo cenno delle librerie di tracce audio che si trovano su YouTube, da poter utilizzare nei video da noi creati per evitare di cadere nell'usare. Allora, l'autoressa non mi aveva proprio un'amica. Si può fare delle librerie di tracce audio che si trovano su YouTube da poter... Allora, di usare... Allora, quando voi andate su YouTube, ma anche dallo stesso Google, dovreste vedere se c'è il copyright delle tracce audio, c'è proprio scritto il copyright, anche quando si cerca su Google, quindi dovreste riuscire a trovarli. Per me stanno lavorando bene appunto nell'ambito del teatro, non so se li conoscete, Casa Shakespeare, che è una compagnia teatrale di Verona, che loro nel periodo della pandemia hanno attivato lo streaming drama, cioè hanno attivato un nuovo modo di far teatro, utilizzando, facendo in modo che chi vedeva il teatro lo vedeva proprio... scusa, no, questa era. Sì, facendo in modo di chi vedeva la rappresentazione teatrale la vedeva dal punto di vista dell'attore, quindi loro avevano indossavano proprio le telecamere. Loro si sono ingegnati così, diciamo che questo modo di far teatro è nato proprio nel periodo del lockdown, in cui appunto i teatri erano chiusi, e quindi loro si sono reinventati in questo senso e sono veramente in gamba, perché anche in un momento in cui il teatro era fermo, sappiamo bene tutti quanti quello che hanno passato appunto gli operatori dello spettacolo, loro si sono reingegnati facendo vedere che nonostante il lockdown si poteva comunque lavorare, insomma. Non mi dilungo oltre perché fermatemi quando esagero. E comunque sì, a parte le tracce gratuite che secondo me non sono di altissime qualità, ci sono sicuramente delle piattaforme dove potete comprarle, delle tracce audio. Per i video che pubblica, sì, se non hai il copyright è un problema, sì, non si possono pubblicare, usare brani musicali se sono protetti, e più che la chiusura del canale si rischia anche in un'azione legale perché si è violato il copyright. Quindi piuttosto valuterei magari degli abbonamenti sulle delle piattaforme, come ci sono le piattaforme che vendono, ossia che mettono appunto a disposizione a pagamento delle foto a chi si abbona. Penso che ci sono anche delle piattaforme per l'audio. Scusa che ti chiedo Alberta, ma questo avviene anche avviene forse solitamente più per
o attività tipo istituzionali o aziende per quei profili individuali personali, perché penso a tutti i brevi video che ci sono con musiche, come dire, accompagnate da musiche, da canzoni, da sottofondi del momento, come dire, forse quelli non Sì, arrivano a ecco, controllarli, cioè forse l'attenzione da avere... io lo parlo dal punto di vista dell'azienda, che non mi sbilancerei, insomma c'è dell'istituzione, sempre un del comune, copyright. dei servizi che chiaramente vengono magari monitorati o comunque hanno più attenzione. Penso che sui Certo. profili personali, senza farne un uso eccessivo, magari sì, penso che con i numeri che ci Sì. sono sia un po' dura andare a trovare. Sì, no, anzi in realtà gli fai anche pubblicità, cioè nel momento stesso in cui sul tuo profilo personale pubblichi la canzone del momento, gli stai anche facendo pubblicità, quindi probabilmente, cioè se dovessero perseguire tutti i profili personali come dici tu, sarebbe un po' dura. Su TikTok, per esempio, ci sono una marea di canzoni audio che si possono utilizzare, quindi vengono messe a disposizione appositamente per gli utenti. Io la vedo dal punto di vista, tanto più se parliamo di comuni, di istituzioni pubbliche, ecco, cercherei di avere l'autorizzazione dell'autore, insomma, ma questo vale anche per le foto, che appunto bisogna sempre stare un po' attenti, perché magari per una leggerezza andiamo incontro a problemi a problemi più grossi di quello. Magari non succede niente, però insomma... Ma per quanto riguarda le immagini, ad esempio anche noi, l'immagine che usiamo dei nostri servizi, sì, il consiglio è quello di fare degli abbonamenti e per utilizzare delle immagini, perché effettivamente nel passato, si parla ancora di qualche anno fa, però le mie colleghe avevano utilizzato delle immagini prese così dal web e ci è arrivata la segnalazione. Vedi. Sì, Quindi oppure... è quello che dico, cioè rispetto magari a servizi, enti, istituzioni, Sì, organismi, visto che certo. tra quelle persone che sono collegate ci sono molti rappresentanti di associazioni, insegnanti, persone che hanno anche chiaramente magari la gestione di pagine istituzionali, secondo me è meglio affidarsi ad abbonamenti che non costano neanche tanto. No, ci sono un sacco di foto, oppure la cosa più migliore sarebbe, l'ottimo sarebbe avere un grafico interno, in modo tale che vi costruite un'immagine aziendale coordinata, con un brand, dei colori, una palette di colori che comunque rispecchiano l'ente. Sono tante piccole cose che appunto, se tu ti crei col tuo, per esempio anche la Camera di Commercio, quando pubblica delle attività, rimangono sempre sull'azzurro camerale e con un determinato format che è riconoscibile, e questo diciamo che nel tempo paga, perché l'utente che nello scorrere i 40.000 contenuti che ci vengono proposti sui social riconosce a colpo d'occhio che in quel momento c'è un contenuto camerale e magari gli interessa. Quindi secondo me l'ottimo, se si potesse, perché immagino che ognuno poi deve fare i conti col personale interno che ha a disposizione, sarebbe avere un grafico, che può essere magari un consulente esterno o una persona interna che vi può aiutare nel crearvi un'immagine aziendale. Allora, una curiosità inerente ai mi piace sui post di Instagram. Ecco, di Instagram parleremo la prossima volta. E comunque vedo se riesco a dare una risposta. A livello aziendale, dopo la pubblicazione di un post, ci è capitato di ricevere notifiche relative ai mi piace, ma che in termini di numerosità non corrispondevano al dato fornito da Instagram. Notificati 50 mi piace, ma cliccando sui dati relativi al post veniva indicato mi piace numero 8. Forse non era la stessa cosa, forse i notificati intendeva, adesso dovrei vedere il post, però mi viene da pensare che sia stato visualizzato a 50. No, riceve notifiche relative ai mi piace, ma che in termini di questo hanno dato che non fossero le visualizzazioni di quel post, che però poi effettivamente chi avesse messo il cuoricino su Instagram erano 8.
o comunque sicuramente sono due dati discordanti. Sì, ecco, Amedeo poi sono due dati discordanti, potrebbe essere sia la visibilità, sì, non credo che chi avesse messo 50 mi piace poi li avesse tolti e fossero ritornati a 8, mi viene più da pensare che fosse inteso come copertura delle persone. Bisognerebbe vedere la pagina, così faccio un po' fatica a dire il vero, a capire. Amedeo poi scrive: vorrei ricordare le numerose librerie con licenza Creative Commons sia per le immagini che per gli audio. Ecco, sì, grazie Amedeo per la segnalazione. Ecco, diciamo che le librerie gratuite sono magari non hanno questa grandissima qualità. Cioè, noi appunto abbiamo un abbonamento, però abbiamo anche un grafico interno che, dove è possibile, cerchiamo cerchiamo di utilizzare il più possibile. Cioè, secondo me, se riuscite a fare dei contenuti vostri originali, non sbagliate mai. Mi rendo conto che è difficile, magari per chi ha un organico ridotto, perché magari mancano le competenze interne. Serena, Marina, avete qualche altra domanda? Se non ci sono altre domande, possiamo anche salutarci. Sì, Sì, sono le 8, quindi siamo perfettamente in in linea. orario. Esatto. Niente, magari appunto vorrei, se Alberta ricordi i temi della prossima lezione del 1° luglio, perché così magari poi... Sì, ecco, allora affronterò LinkedIn, quindi sia dalla parte del profilo personale, quindi darò delle indicazioni su come creare un buon profilo personale, quindi magari come fare la foto, la copertina, i testi, l'introduzione, insomma i testi principali, e affronterò il profilo aziendale. Vedremo anche su Instagram l'analytics, quindi gli insight, perché sono molto su LinkedIn, essendo appunto il primo social business grosso, diciamo, per numero di utenti, è molto interessante come si riesce a profilare tra i nostri contatti e le pagine aziendali e le aziende anche per persone, cioè anche diciamo, i profili aziendali all'interno delle aziende o i tipi di aziende che ci seguono. È molto interessante da quel punto di vista, proprio anche se uno deve fare delle campagne sponsorizzate per promuovere delle proprie attività. Poi vedremo anche Instagram, che anche su Instagram è nato come un profilo più, diciamo, ludico, però insomma più di svago. Comunque anche su Instagram cominciano a esserci le aziende per promuovere i propri servizi, e quindi vedremo quali sono le funzionalità di Instagram e quali sono anche le potenzialità, come scrivere un post per Instagram, che ovviamente è diverso rispetto a un post per Facebook. Poi, se avremo tempo, magari affronterei anche Twitter, che è un social usato per lo più in ambito giornalistico, per fare anche dei reportage in diretta, perché ovviamente avendo questi tweet di tot caratteri è più per magari per delle dirette, dei webinar o dei webinar. Quando avevamo i seminari in presenza, magari i giornalisti twittavano il relatore con gli argomenti salienti, quindi c'era questa interazione. Quindi è un social più giornalistico, però magari per voi che siete enti che comunque quindi vi dovete relazionare con la stampa, col mondo dell'informazione, può essere utile per comunicare anche con i giornali, insomma, ecco. E non so se mi sto dimenticando qualcosa, non mi pare, però ecco, comunque se Serena o Marina o avete altre richieste anche da parte dei partecipanti, sono a disposizione. Concludi tu, Bene. Marina?
Sì. Allora, vi ringrazio la dottoressa Alberta Mazzotti per la chiara esposizione, tutti i partecipanti per essere stati qui con noi questa serata. Saluto a Caterina Munafò di T2I che nel frattempo ci ha raggiunto. Buonasera, grazie, buonasera a voi. E vi do appuntamento alla prossima settimana, giovedì prossimo allo stesso orario, sempre con la dottoressa Mazzotti, per continuare allora il nostro incontro sui social. Buona serata a tutti e grazie. Arrivederci, Buona grazie serata, a tutti. buona serata, Arrivederci. grazie a tutti.